Grazie per aver accolto la nostra richiesta d'aiuto. Grazie all'onorevole Malappia per il continuo sostegno e il supporto fino a consentire il nostro incontro al Ministero della Salute a Roma. La richiesta, l'urlo di dolore di migliaia di donne e uomini di Vivere a Colori, che hanno iniziato già da 2 anni fa la battaglia per il diritto alla salute, per una sanità pubblica, gratuita ed efficiente, anche nei nostri territori, già martoriati da tante criticità. Una lotta per la salute, per la vita, iniziata incatenandoci davanti all'ospedale San Francesco e continuata in un camper ormai da 6 mesi, in piazza Vittorio Emanuele, che ha visto grandi manifestazioni con la partecipazione di migliaia di persone. Una lotta della vita perché da noi si continua a morire di quei tumori femminili che con una diagnosi precoce potrebbero essere curati. Allora, da bravo padre di famiglia vorrei capire, assessore, dove sono i medici? Io vorrei capire, perché se i medici sono pochi, che siano pochi dappertutto. Anche Cagliari e Sassari facciano i loro bei sacrifici. Ci sono pazienti che sono stati mandati e che giustamente, io non mi scandalizzo, non vado se mi mandano a Sassari a fare una risonanza, a Sassari, a Cagliari, dove c'è posto. Bene, qua non ci sono trasporti. Non abbiamo i trasporti. Questa Sardegna, caro assessore, chiede la continuità territoriale col continente e non riesce a farlo all'interno. Non riesce a farlo all'interno. Allora, si può, caro assessore, andare a vedere con i servizi sociali se mandate una persona alla Musei, a Sorgono, a Sassari, dire scusa, ma hai qualcuno? Con chi ci vai? La nostra associazione si occupa di malattie rari, si occupa di tumori rari e si occupa di neurodiversità, in quanto alcune malattie rare, appunto, come conseguenza hanno irreversibilmente la presenza di patologie come dislessie, disturbi oppositivi provocatori, autismo e così via. I nostri ragazzi, soprattutto, parliamo di ragazzi, i nostri bambini, hanno necessità davvero urgenti, hanno necessità di un ADI personalizzato, hanno necessità di pediatri, perché è dal pediatra che parte la prima diagnosi o il primo sospetto di diagnosi per malattia rara, come disturbo nello spettro, disturbo dell'oppositività, sono tante i BES, e la scuola piange perché questa macchina si è fermata. Nuoro più di altre province sarde piange perché per una diagnosi ci vogliono 2 anni e mezzo, che sia autismo, che sia bipolarità, che sia una qualsiasi patologia anche rara, purtroppo ci vogliono 2 anni e mezzo. E non è concepibile, nel frattempo il bambino entra nella scuola materna, entra nella scuola primaria, prosegue il suo percorso nella scuola media e se è fortunato e hanno dei genitori che veramente ci tengono, riesce anche a diplomarsi. Questo è il quadro dei nostri ragazzi, il nostro futuro. E come possiamo parlare di una sanità che ci può venire incontro, di una sanità che ci ascolta? Trattandosi di una nuova terapia, è anche l'unica al momento adatta al mio caso, può essere usata solo sui pazienti che già la usavano, cioè ad ora ci sono scorte sufficienti solo per loro, per cui gli altri come me devono aspettare una gara d'appalto per reperire i fondi. Arriviamo al momento in cui la nostra sensibilità aumenta, dove lottiamo per farci regalare un anno in più di vita, dove sappiamo che lasciamo le nostre famiglie nella merda. La ricerca di queste terapie compassionevoli sperimentali ci comporta anche dei costi che vanno alle nostre famiglie in un periodo difficile, perché prima di avere rimborsi da parte della regione dobbiamo comunque affrontare di tasca nostra, perché finché quelle cure, quelle analisi, quelle diagnosi possono essere fatte anche in Sardegna, tipo la PET, PSMA, ma altri tipi di analisi, però gli ospedali fuori non vogliono le analisi fatte in Sardegna. Cioè io sono andato a Forlì, sono andato a Milano, ogni volta sono 600-700 euro e le affrontiamo.
ma io ho la fortuna di poterle affrontare perché ho famiglia, amici, una mano ce la danno tutti. Ci sono persone che non possono permettersi, una volta finite quelle che sono le cure previste dai protocolli, non possono permettersi di andare a cercare un anno in più di vita. Quindi anche qui secondo me una mano sopra bisognerebbe mettercela. Sul grande impatto emotivo che ovviamente le vostre parole hanno suscitato su ciascuno di noi. Prima di essere rappresentanti delle istituzioni siamo persone, è evidente che le parole che abbiamo ascoltato stasera non possono lasciarci indifferenti. Impongono a tutti, a me per primo, il dovere di fare di più. E non è una questione legata alla politica, a uno schieramento, alla maggioranza, al ruolo, ma alla grande opportunità che abbiamo tutti quanti di poter fare di più. Una volta che ci incontriamo, credo che non sarà l'ultima, spero non sarà l'ultima, anche se siamo qui per cercare ovviamente giorno per giorno di risolvere le criticità che, è vero, ci siamo 3 anni, 2 anni e mezzo li abbiamo passati con la pandemia, però non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E questo sicuramente non ha favorito le risoluzioni di alcuni problemi che, come avete anche voi giustamente testimoniato, arrivano da lontano. Qual è la madre di tutti i problemi alla fine? Perché tutto quello che voi avete lamentato giustissimamente, giustissimamente lamentato, qual è però la madre di questi problemi che voi lamentate? È la mancanza di personale. E giustamente si chiede, ma dove sono i medici? I medici purtroppo, i medici sardi sono tutti qua che lavorano per il nostro sistema. Non ci sono medici da assumere rispetto a quelli che già abbiamo assunto tutti. In questo momento, che sono certo, per quanto mi riguarda, è l'inizio di un percorso, quindi rinnovo fin d'ora la mia disponibilità a tornare qui in Sardegna anche per confrontarci sugli impegni che ci stiamo prendendo e che mi sto personalmente prendendo. È chiaro che dopo gli interventi di Stefania e Michele, qualcuno tra il pubblico diceva qualcuno si dovrebbe vergognare. Non so se il sentimento della vergogna è quello giusto, no? Ho ascoltato molto attentamente. Certamente vado via con un senso di responsabilità in più e con un peso sulla coscienza maggiore, su questo non c'è dubbio, perché credo che oggi sono qui per rappresentare lo Stato, quello Stato che dovrebbe garantire a tutti i cittadini l'accesso alle cure, il diritto alle cure e il diritto alla salute. Mi rendo conto ovviamente che testimonianze come queste ti fanno dare con mano che certamente non si è fatto abbastanza, ed è per questo che non sto qui a elencare quello che è stato fatto, perché evidentemente se ci sono ancora queste testimonianze quello che è stato fatto è insufficiente. E credo che ci debba essere un dovere morale che va oltre al dovere politico. E quando parliamo di salute e di sanità mi auguro che nessuno cerchi di fare una battaglia politica, perché non è di questo che ha bisogno il nostro territorio, non è di questo che hanno bisogno i nostri cittadini. Io credo che i cittadini hanno bisogno di vedere le istituzioni unite, ed è per questo che oggi ringrazio la Regione di essere qui, perché credo che oggi, dopo questi 2 anni di pandemia, i cittadini hanno bisogno di altro dalla politica. Non è tempo di ricercare le responsabilità, di scaricare le responsabilità, è tempo di assumerci ognuno le proprie responsabilità, con grande attenzione, perché io credo che provare a ridisegnare un nuovo sistema sanitario sia una sfida dove ognuno di noi si deve sentire protagonista. E allora io credo che la buona politica è quella che non deve avere paura dei comitati. E i comitati vanno anche ringraziati, perché sono quelli che quotidianamente tengono alta l'attenzione sulle criticità, sulle cose che non funzionano, in una dialettica che deve rappresentare un confronto e un dialogo costante. Poi ovviamente ognuno con le proprie responsabilità, ognuno col proprio ruolo, poi spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte, ma credo che prima di arrivare alla responsabilità delle scelte ci sia bisogno di un momento di confronto costante come quello di oggi, che rappresenta a mio avviso un'occasione per la politica, l'occasione di poter ascoltare chi ogni giorno tocca con mano quelle che sono le difficoltà, le esigenze, i bisogni, che poi sono i bisogni di ognuno di noi.